Poco propensi ad idratarsi, spesso sottoposti a terapie farmacologiche che stressano ulteriormente il fisico, gli anziani appartengono alla categoria più vulnerabile ed esposta agli effetti del gran caldo. Gli esperti del reparto di geriatria dell'azienda ospedaliera di Padova e dell'ospedale Sant'Antonio monitorano con attenzione i casi più delicati, soprattutto nei mesi estivi. Generalmente assumono molti farmaci, sono soggetti a una poliprescrizione. Alcuni di questi devono essere monitorati con il periodo estivo perché possono aumentare gli effetti collaterali dovuti non solo alla disidratazione ma anche all'accumulo degli stessi nell'organismo, quindi difficoltà dello smaltimento per via urinaria o per via epatica. E il paziente anziano inoltre tende a percepire meno parafisiologicamente il senso della sete e a avere anche dei disturbi nella dispersione del calore, quindi è a rischio anche perché ha una scarsa percezione rispetto a un giovane adulto di alte temperature. La nuova ondata di calore si sta già facendo sentire. Giovedì in tutta Italia saranno 15 le città con il bollino rosso. In Veneto non si registrano città dove si superano i 40 gradi, come previsto invece in Sardegna, ma la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per l'ondata di calore prevista per i prossimi 2 giorni. Ecco allora quali sono i campanelli d'allarme da non sottovalutare quando dobbiamo prenderci cura di un anziano. Avere attenzione ad alcuni sintomi che potrebbero non essere così facile da individuare, un peggioramento della lucidità, lo stato confusionale, l'irrequietezza, il disorientamento, sono spesso i sintomi iniziali di una scarsa idratazione dell'anziano. Oppure cadute ripetute, astenia, cioè fiacchezza, prostrazione e riduzione della diuresi. Calo di peso e diciamo così, un aumento della sonnolenza. Evitare di uscire nelle ore più calde è un refrain che si ripete ogni estate nella speranza che il consiglio venga ascoltato. Privilegiare luoghi freschi come centri anziani o sale di comunità dove trascorrere il tempo in compagnia. La solitudine combinata al caldo è un altro fattore di rischio. La solitudine e la depressione sono un grande problema anche sottostimato spesso della nostra popolazione anziana, che li porta a richiedere meno l'intervento dei propri cari, dei propri familiari e quindi a rinchiudersi al proprio domicilio, o anche avere una scarsa compliance nell'adesione della terapia, uscire meno, quindi procurarsi meno i liquidi di cui hanno bisogno, quindi depressione e isolamento sociale sono un'arma in più per la quale stare molto attenti in questa stagione estiva.